Salve a tutti i lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati in una nuova puntata di Holocron Book Club. Questa terza puntata della terza stagione della nostra serie di dirette spin-off, diciamo, di Archivio Jedi, in cui andiamo ad approfondire una singola opera uscita nelle scorse settimane, negli scorsi mesi in Italia. In questo caso oggi ci occupiamo, come già avrete visto dalla thumbnail e dal titolo, di una ristampa, una delle ultime di Panini Comics. In questo caso si tratta di Catalizzatore, un romanzo di Rogue One, ristampa del qui presente Catalyst a Rogue One Story, che aveva pubblicato Oscar Mondadori Vault nel 2016, penso. Adesso sicuramente il mio compare mi correggerà, nel maggio 2018 addirittura, quindi molto più tardi rispetto a quanto pensassi. 2018, anche perché se Rogue One è del 2016 come film, tanto prima del 2016 o del 2017 non poteva essere. Con me questa sera a commentare il prequel, effettivamente, romanzo di Rogue One scritto da James Luceno, il nostro grandissimo Deboz. Ciao Deboz, buonasera. Buonasera, salve a tutti. E intanto saluterei anche la chat, c'è Raghi che ci sta seguendo, ci dice ciao belli, ciao Raghi, Ciao Raghi. non oggi ma prossimamente. Claudio già con un giudizio molto forte, giustamente dice uno dei più bei romanzi del canone, e personalmente mi sento di concordare. E poi c'è anche come sempre Giovi che dice che siamo nel chill, e io rispondo al chill e facciamo anche un saluto agli amici di Empire dei Nomads che ci hanno anche dato una mano logistica questo weekend, questo sabato a Cartoomix, perché mi hanno lasciato posare le cose nelle loro zone e non ho dovuto fare lo Sherpa tibetano per tutto il giorno. Quindi grazie. Sarebbe stato divertente vederti invece fare lo Sherpa tibetano. Quindi. Guarda, è stato molto divertente tornare a casa con lo zaino, con il cavalletto che spuntava fuori dallo zaino. Raghi diceva che sembravo Aiden Versio perché avevo questo cavalletto con l'attacco e diceva, se ci metti la fotocamera sembra che è il droide che spunta fuori dallo zaino. Sì. Il È un'arma borsone. impropria, poteva essere scambiata per un'arma impropria. Sì, esatto, ma sai che alle convention di armi improprie ce ne sono fin troppe. Sì. Va bene, Catalyst, ma torniamo a Catalyst. Perché diciamo Ma che torniamo a Catalizzatore, direi. esatto, ma torniamo a Catalizzatore. Ti dico brevemente la mia e poi vorrei sentire anche un po' la tua opinione e poi iniziamo ad approfondire un po' i temi. Io ho letto il romanzo quando è uscito in lingua originale, prima di vedere Rogue One, e devo dire, approcciandomi poi alla visione del film, questo è stato proprio uno di quei casi in cui sono rimasto contento di aver letto il romanzo, perché secondo me dà tanta backstory ai personaggi, rispetto ad altre opere dei vari giorni che davano magari dei piccoli easter egg, qua c'è effettivamente sviluppo dei personaggi. Ovviamente Galen Erso e Orson Krennic la fanno da padroni, sono loro i protagonisti dell'opera, con ovviamente un contributo di Lyra Erso e di... C'è Giovi che dice che ti sente male, intanto. posso provare ad avvicinare un pochino? Io in realtà ti sento solo un po' basso, ma non male, quindi... Però non male. No, però dovrebbe... Proviamo così. E... Hai selezionato quello giusto, sì? Sì, no, ma infatti si attiva correttamente. Magari Giove dici se... quello che posso fare è abbasso leggermente la risoluzione della videocamera, che non dovrebbe avere chissà che influenza, e magari mi si sente un filo meglio. Fatemi sapere. E intanto ho avvicinato il microfono.
E quindi dicevo, Lyra Erso, Jean fa poco più che un cameo e se non sbaglio nel romanzo, però adesso non mi ricordo, c'è anche... oddio, Chi dici? Chi aiutami, intendi? il... Krennic, No, Krennic l'abbiamo detto. Guerrera. So Guerrera, esatto, esattamente. Ehm, quindi comunque un romanzo che approfondisce molto questi personaggi, ne racconta la backstory anche in un arco temporale molto sviluppato e che per quanto mi riguarda, ed è questo puramente gusto personale, ma a prescindere da questo, secondo me possiamo dire con un buon grado di solidità che pochissimi romanzi hanno toccato così bene il tema della ricerca scientifica in Star Wars, che è un tema che a me affascina, io ho fatto studi scientifici, e per cui vedere una accurata descrizione, per quanto calata nella galassia lontana lontana, del lavoro di un ricercatore, in questo caso di una ricerca molto applicata a livello appunto di applicazione poi ovviamente militare e con tutto anche le implicazioni morali della cosa, secondo me è stato estremamente interessante. La scrittura di James Lucino è non facilissima ed è per questo che sicuramente consigliamo a chi non è molto esperto la lettura in lingua italiana rispetto a quella in lingua originale, però secondo me questo romanzo fila abbastanza, secondo me più di Plagueis ad esempio. Questa è stata un po', questo è il mio ricordo quantomeno. Debo, tu che ne pensi? Ma allora, sì, partiamo dal presupposto che appunto è il classico romanzo di James Luceno o Lucino, che dire si voglia, nel senso che è molto intrigante, no? Sempre la narrazione, è in grado sempre di portare comunque all'attenzione del lettore, no? Degli elementi interessanti, ha dei momenti in cui lo stile pesa un po', questo sì, ma è proprio lo stile dell'autore. Anche Tarkin, parlando di un altro romanzo canonico, perché sono gli unici due, se non erro, che lui ha scritto canonici. Vabbè, Tarkin poi doveva essere addirittura Legends, quindi... Insomma, però vabbè, comunque gli unici due romanzi canonici che ha scritto sono molto simili tra di loro, cioè sono delle storie che vanno a esplorare bene i personaggi coinvolti, le loro psicologie, le loro caratterizzazioni, ma appunto hanno un po' questo peso, secondo me, questa pesantezza talvolta di fondo. Non è comunque un difetto che impedisce, insomma, di godersi la storia, anzi, niente affatto. Devo dire che hanno anche un'altra caratteristica in comune. Sono palesemente scritti come fossero dei romanzi Legends, appunto, perché hanno quel grado di particolari, no? di approfondimento, proprio di dettaglio tipico da Legends degli anni 2000-2010, quando c'era già alle spalle un universo espanso molto molto ricco, quindi c'era la possibilità di andare a pescare dettagli di qua e di là e inserirli nella narrazione. E dove aggiungerei io, era un momento in cui le storie anche dei romanzi potevano essere anche molto adulte, molto mature e di comunque grande portata. Adesso noi dobbiamo scontare la possibilità di avere altri film e altri prodotti audiovisivi inevitabilmente con una quindi una riduzione un po' degli avvenimenti cartacei molto più a contorno, perché tutte le storie potenzialmente interessanti vengono sicuramente prima sviluppate per l'audiovisivo, poi magari non vanno bene, allora ritornano su carta. Sì. Però diciamo che
probabilmente se non fosse stato fatto Catalyst come romanzo, dopo Andor avrebbero fatto una stagione che che prendi Mikkelsen, prendi tutti e fai prendi Ben Mendelsohn e fai una serie TV. La fai adulta, matura, da toni di lui che ricerca durante la guerra dei cloni. Ci veniva adesso una splendida miniserie nelle mani. Sono d'accordo. Invece abbiamo avuto la fortuna che Catalyst è uscito in un momento in cui c'erano i film, solo quelli, e abbiamo potuto avere un'ottima storia come romanzo. È uscito un mese prima di Rogue One, esatto, proprio. Rogue One usciva attorno al 15-20 dicembre, no? Insomma, e Catalyst era uscito il 15-20 novembre, proprio, se non erro, proprio un mese prima. Siamo praticamente 8 anni dopo. Esatto, sì, praticamente da poco è passato l'8º anniversario della pubblicazione di Catalyst, o Catalizzatore appunto, che ancora non mi sono abituato al titolo, benché, io lo devo dire, io ho sognato questo momento per anni, il momento in cui avrei potuto chiamare questo romanzo Catalizzatore, sto godendo. Adesso datemi la trilogia delle conseguenze e datemi Stelle Perdute. Esatto, le Stelle Perdute. Sì. Ecco, questo posso dire è forse l'unico pregio che si può riconoscere a Panini. Almeno i titoli sono in italiano. Poi a volte, insomma, Bloodline che diventa Legami di sangue, perché lì in Panini sono convinti che abbia la S, nei loro social scrivono addirittura con la S, ma vabbè, questi sono altri dettagli, insomma, però che goduria, Catalizzatore. Sì, mi senti come riempie, no? Catalizzatore, ecco. Bello, sì, bello. Sì, finalmente. Anzi, finalmente. Detto questo, no, dicevo, appunto, scende nei particolari, nei dettagli, tira fuori elementi, addirittura c'è una citazione che non ha senso di esistere, ma io ho adorato, va addirittura indietro alla vecchia Repubblica, no? C'è il rifugio Bancor che cita questo luogo, l'ultimo luogo di fatto di Coruscant, no? Ancora verdeggiante, no? Non edificato, non cementificato, che era stato concesso da un antico cancelliere, Chazen Pian, alla specie dei Bancor, perché il loro pianeta era stato distrutto in un cataclisma, no? Ecco, un po' atlantideo come mito di origini. È praticamente Central Park, cioè l'oasi verde. Letteralmente Central Park. E tra l'altro, giustamente, cosa fa l'impero appena si instaura l'impero? Lo spiana, ci fa su una colata di cemento e i Bancor li trasferisce su un remotissimo pianeta dall'altro capo della galassia, perciò insomma proprio per fare come cambiano le cose tra l'impero e la Repubblica. Devo dire che qui posso, come dire, scusate, ho una chiamata che mi arriva sul computer. Lo dico tra un attimo. Abbiamo perso Debots per la chiamata, ma appunto continuo un po' io, riprendendo il filo di quello che stava dicendo Debots. Il passaggio tra Repubblica e Impero è secondo me molto molto curato in quest'opera, è sicuramente uno dei temi principali. Noi lo vediamo ovviamente attraverso gli occhi degli Erso, anche con gli occhi un po' di Orson Krennic, però noi vediamo il passaggio, stavo riprendendo appunto sul discorso del passaggio da Repubblica a Impero, che è secondo me spiegato molto bene anche dal punto di vista di persone un po' comuni, un po' che però comunque lavorano in quella che è la macchina organizzativa poi effettivamente la macchina bellica della Repubblica, perché non dobbiamo dimenticarci che la Repubblica è bella e tutto quanto, ma in quel momento è
essenzialmente una nazione, o meglio un conglomerato di nazioni in guerra, Sì. con tutto quello che ne consegue, anche a livello proprio di sforzi economici, di indirizzamento delle risorse, e quindi questa transizione si vede, secondo me, anche molto realistica come narrata. Sì, 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 ma tra l'altro ricordiamoci che la Morte Nera inizia la costruzione durante la Repubblica, non durante l'impero, quindi a maggior ragione, eh, proprio all'inizio del romanzo, che si svolge qua, lo sappiamo grazie a Pablo Hidalgo, poi ho scoperto che facendo i conti è pure corretta la cosa. Il romanzo comincia 8 mesi dopo episodio 2, no? E c'è un capitolo, il terzo, in cui vediamo per la prima volta Krennic, che dice Che che è ci questa troviamo... riunione, giusto? Sì, 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 la riunione, esatto, dice che ci troviamo nel 21 BBY, al tempo stesso ci troviamo prima dell'anniversario della battaglia di Geonosis, quindi siamo appunto a meno di 12 mesi, tra l'altro c'è già la Compnor e quindi, anzi la Compor all'epoca forse, perché per l'ordine repubblicano prima e poi per il nuovo ordine dopo, quindi comunque la Compor, che quindi ci dà la certezza che siamo, insomma, in poche parole, a 10 mesi, no, dall'inizio delle guerre dei cloni, e lì la Morte Nera ha completato il meridiano, il primo meridiano, no, di costruzione, perciò sì, sì, sì. Nel 21 già abbiamo una prima parte della Morte Nera con il mitico dottor Gubacher, insomma, che era già presente in The Clone Wars, quindi un piccolo easter egg anche quello, un alieno abbastanza improbabile comunque. Tra l'altro sto notando come il mio libro sia pieno di angoli piegati, perché al tempo avevo segnato tutte i termini Star Warsiani errati. Quindi tipo ho aperto e a pagina 52 c'è Lo Chagriano per indicare Sì, Assamen. perché insomma, chi noi sappiamo, lo Chagriano avrà pensato, no? Sì, Anziché sì, c'è. sì. Ma è qua, no, che c'è la Sì. fluttoslitta repulsione? Penso di sì, Non mi primo capitolo. ricordo se è qua o su... Penso di sì comunque. Mi Poi ci pare sono primo gli capitolo. elevatori invece degli ascensori. Sì, 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 sì. Ma elevatore, L'ipercomunicazione. sai che ancora, tutto sommato, nel senso è un termine comunque, allora, è Secondo me sbagliato. è un termine più da magazzino. Ma sì, allora, carrello elevatore, uno direbbe, Sì, sì. Però ti devo dire, nella galassia, tutto sommato, no, può un funzionare. ascensore, ancora se me lo chiami elevatore, ci posso stare. Mhm. Poi Però c'è sì. ipercomunicazione. Come? Invece cioè, ho visto inviata tramite ipercomunicazione, che Ah, sarà stato Hypercom o una roba del Hypercom, sì, genere. sì, 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 sì. Sì, E vabbè, ok. insomma. Sì, 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 vabbè, ma insomma, per fortuna, beh, oddio, stavo dicendo, per fortuna certi individui non lavorano più a Star Wars, ma forse ne abbiamo di peggiori adesso, quindi, insomma, non si sa mai, ecco, attento a ciò che desideri, no? Come sempre. Attento a ciò E, che desideri. invece, riguardo quello che dicevo io all'inizio della ricerca scientifica, tu come l'hai vissuta quella parte di romanzo? Perché appunto a me era piaciuta molto, però mi rendo conto di partire anche, come dire, da un pregresso che quelle cose lì lo gasano. Mhm. Dal tuo punto di vista, che comunque è leggermente diverso, come l'avevi apprezzata? Ti era sembrato pesante, Ma irrealistico? allora, partiamo dal presupposto che io, se non avessi fatto economia, avrei fatto fisica. Quindi in realtà poi non è stato, come dire, cioè ho trovato pane per i miei denti, no? Quindi in realtà da questo punto di vista, no, io l'ho apprezzata. Io come sempre gradisco gli approfondimenti scientifici, anche, devo dire, anche nonostante insomma, Star Wars non sia una saga di fantascienza, però quelle volte che ci sono mi stanno bene finché, secondo me, però, finché ci si limita a determinati ambiti, cioè qui che si parla sostanzialmente della scienza dei Kyber prevalentemente, ci sta, ok? Mi piace.
nel momento in cui, ad esempio, si comincia a parlare della scienza dell'iperspazio, come talvolta fa Zan, o come fa nel mondo reale qualcun altro, insomma, lì non mi sta poi tanto bene. Quindi hanno fatto in Alta Repubblica anche, però anche Sì. lì forse è l'unica volta in cui l'hanno fatta bene, perché è molto Esatto. fantasy, è molto fantasy. Esatto, esatto. Anzi, più volte comunque nell'Alta Repubblica ti viene detto come dell'iperspazio ci sono tante cose, no? Che, ecco, l'iperspazio è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco, no? Di fatto, ecco, queste cose, cioè, viene ribadito più volte, no? Che ci sono tante cose che Sì, comunque Zan è molto sfuggono. tecnico, sì. Ecco. Invece, ad esempio, Zan che comincia a tirare fuori lo pseudomoto o tutte queste robe qua, a me non piace, onestamente, quindi, come dire, preferisco che ci si limiti ad ambiti della fisica che nel mondo reale non hanno riscontro, cioè i Kyber non esistono, ok? Quindi si può approfondire, per quanto mi riguarda, puoi approfondire quanto vuoi la fisica dei Kyber, tanto non esistono, cioè quindi E già tra la fisica l'altro degli arti spaziali un po' meno, ecco. è anche, secondo me, è anche interessante il fatto che comunque lui i Kyber non li capisca pieno. Nel senso, il Kyber è qualcosa che un po' trascende la fisica stessa, perché è così legato alla forza Sì, che, sì, sì. che lui fa fatica a comprendere, a modellizzarli e ovviamente poi a utilizzarli. Per cui anche quell'aspetto lì, secondo me, è stato interessante, soprattutto poi avendo come contraltare sua moglie Lira, che invece come seguace della Chiesa della Forza ha un rapporto molto diverso con il cristallo Sì. Kyber come oggetto. Ed è tendenzialmente debolmente sensibile alla forza, perché c'è proprio un passo, Sì. anche più di uno forse, in cui lei dice proprio dice, c'è Non un punto in non cui posso essere un medio, non posso utilizzarla, non dice posso qualcosa. utilizzarla, ma posso sentirla, posso percepirla intorno a me. Sì, sì, sì. Mhm. E infatti, se non erro, è nel momento in cui lei va, tornata su Coruscant, insomma, dopo tutte le traversie e le vicissitudini, va di nuovo sostanzialmente a fare jogging al Tempio Jedi, no? Nei pressi del Tempio Jedi, dove andava già prima e insomma, credo che il motivo sia anche quello, no? Cioè comunque per avvicinarsi a un luogo comunque più legato alla forza, ecco, sì. E infatti è lì che lei dice comunque di percepirla, ma è un po' la cosa che vediamo anche in Rogue One, no? Quando dà il Kyber a Jin e dice fidati della forza, no? Ecco, quindi sì, debolmente sensibile, comunque sì, non utilizzatrice, ma comunque in grado di percepirla, ecco. E a me è piaciuto molto, sempre rimanendo su Lira, il rapporto che Lucino ha sviluppato tra lei e Krennic, cioè il fatto che ci sia Krennic che è un po' il capo del marito, ma è anche un po' diventa anche un po' amico di famiglia. Sì. Secondo me le scene iniziali di Rogue One vengono estremamente amplificate dalla lettura di questo romanzo, perché Krennic non è uno sconosciuto, non è soltanto il capo del marito, è qualcuno che ha, non vissuto con loro, però comunque è stato a fianco alla famiglia Erso per un certo periodo, Sì. ha fatto da, come dire, se non sbaglio Lira si confida anche con Krennic sullo stato di suo marito, del lavoro, quindi è stato anche Sì. un po' confidente, è stato anche amico secondo me a momenti dello stesso Galen. Lì diciamo che Krennic comunque non fa mai niente se non ha interesse, ecco, quindi Certo, certo. No, è tutto, come dire, tutto visto dal punto di vista degli Erso, cioè gli Erso sì, forse lo sì. vedevano come capo, ma anche un pochino amico, un po' confidente, poi per... Più Galen di Lira, perché Lira comunque abbastanza presto smette di fidarsi, no? Insomma, cioè capisce in comunque. generale proprio, tra l'altro. Esatto, esatto, sì, sì, sì. Mhm. Però sì, sì, assolutamente sì, lui si pone comunque, tra l'altro, come viene anche detto, lui conosceva Galen dai tempi di fatto dell'università, cioè hanno fatto il programma Futuro, no? Che era questo
programma per i giovani talentuosi, no, della Repubblica, in cui Krennic in realtà, tra l'altro, mi è piaciuto questo, perché lui non era poi così veramente talentuoso, no? Era lì che passava a gozzovigliare, no? Passava il tempo a gozzovigliare, eccetera, ma era in grado di farsi tutti i collegamenti, di trovare i collegamenti giusti, le relazioni, no? Quindi sì. Ed è anche una cosa molto vera questa nella vita reale, cioè non per forza se sei il primo della classe, cioè magari a volte è più utile sul lungo periodo saper creare collegamenti, queste cose. Sì, è una situazioni molto realistiche più che reali, ecco, molto realistiche e sensate, proprio sensate. E comunque riflette, secondo me, anche bene il personaggio che poi Krennic è in Rogue One, perché lo vediamo che cioè, non è il classico cattivo tutto d'un pezzo sicuro di sé, comunque è uno isterico, insicuro, istintivo, no? È uno che evidentemente ha un po' la necessità di tenere tutte le fila del progetto e dei suoi sottoposti. Sta passando il treno, non so se si sente. No, forse no. Tutte le fila del progetto tra le sue mani. Nel momento in cui lui perde un po' il controllo di che cosa sta succedendo, impazzisce. Cioè chiaramente un project manager che fa micromanagement dei suoi sottoposti, che controlla tutte le singole cose, no, tu devi fare questo per un'ora, poi devi fare questo per 2 ore, eccetera, eccetera. Quindi sì, un villain sicuramente atipico. Sono curioso di rivederlo nella seconda stagione di Andor, per capire anche come lo includeranno. Io immagino che lo includeranno un po' nella storyline di Dedra, e quindi più lato impero. È confermato che ci sarà addirittura un rapporto di antagonismo tra lui e Dedra, quindi proprio nell'articolo di Empire cioè, lo dice proprio forse Ben Mendelsohn, credo che non sia neanche una cosa scritta dall'autore dell'articolo, ma proprio un virgolettato, credo, di Ben Mendelsohn. Sì. Che poi di fatto allora, va bene, non lo ha confermato perché non può, però di fatto ha confermato anche il ritorno di Tarkin sostanzialmente, cosa che mi fa molto godere. E io però devo dire che non me l'aspettavo, non me l'aspettavo perché dopo le polemiche abbastanza sterili per Rogue One, però non me l'aspettavo, anche perché quelle su Rogue One, quelle che erano state molto recenti, di qualcuno che diceva ma non avevamo autorizzato, ma poi era tipo un amico di famiglia. Amico di famiglia che vantava di avere lui sostanzialmente i diritti d'immagine e che diceva che se non sbaglio la segretaria, l'assistente, quello che è, che poi ha ereditato tutto perché Peter Cushing non aveva eredi, no? Quindi ha ereditato tutto lei, poi alla fine insomma, sostanzialmente metteva in dubbio, no, che fosse lei la legittima erede, da quel che ho capito, e quindi cercava di accampare lui pretese, poi non so se, come dire, vere o meno, questo non lo so, quindi, però comunque accampava lui appunto pretese sull'eredità, ecco, sì, e quindi di conseguenza sui diritti d'immagine. E, un altro aspetto che secondo me è un po' che tendiamo forse a dimenticarci di catalizzatore, ma che secondo me è, a parte che occupa una buona parte del romanzo, ma è effettivamente anche la narrazione della guerra. Cioè noi, ok, prima dicevamo sì, la Repubblica è uno stato in guerra, in economia di guerra, con non la legge marziale, ma quasi. Però ci sono tante sequenze in cui effettivamente vediamo la guerra sul campo, se ricordo bene, con droni della battaglia che attaccano con combattimenti appunto casa per casa, e secondo me anche questo aspetto rende Catalizzatore un romanzo estremamente interessante, perché appunto riesce a parlare non soltanto ai fan di Rogue One o del periodo, diciamo, della guerra civile galattica, ma riesce secondo me a parlare molto bene anche ai fan della guerra dei cloni, ecco. Sì. Infatti noi abbiamo addirittura il capitolo 12 e 13,
adesso non ricordo esattamente, comunque quello di sostanzialmente che racconta episodio 3 dal punto di vista degli Erso, quindi loro si trovano su Lokori e su questo pianeta Lokori loro rischiano di essere uccisi proprio dai droidi da battaglia, fino a che si arrampicano su questa pila, no, di macerie, no? Cercano di sfuggire e i droidi un momento prima di far fuoco si disattivano perché improvvisamente, no, le armate droidi, anzi le droidi armate si sono disattivate in tutta la galassia, no? Ecco, perché giustamente c'è stato episodio 3 nel frattempo, quindi è stato l'impero, i capi separatisti sono stati sterminati e quindi finisce la guerra proprio in quel momento, in quell'esatto momento, sì. Qualcuno ha portato pace nel suo nuovo impero. Esatto. Tra l'altro, se proprio vogliamo poi essere precisini, questo romanzo lascia intendere, se uno fa un po' i conti, che le guerre dei cloni siano durate 3 anni esatti, come era nel Legends, perché ovviamente Luceno si basa sempre sul Legends, no? Ecco. Ma se poi andiamo veramente a verificare, c'è qualche problemino, ecco, nel far quadrare poi tutte le contemporaneità, però vabbè, insomma, questo è quanto. Nella tua seconda vita da timeliner. Sì, esatto. Tra l'altro prima mi ha risposto Emily, ovviamente, mi ha scritto che su quella roba lì di Qui-Gon e Windu, insomma, adesso purtroppo Emily è in infortunio perché è caduta dalle scale e si è rotta la caviglia, ahimè, ma insomma appena si riprenderà mi farà sapere su Qui-Gon e Windu, quindi insomma, come sapete Deboz vigila per voi sul campo. Mentre diciamo ci avviamo a chiudere questa diretta, appunto sapete Holocron è una diretta abbastanza breve, e come ultima domanda vorrei chiederti, vorresti rivedere James Lucino scrivere un romanzo di Star Wars? E se sì, che storia? Allora, sì e no, cioè sì, perché comunque è uno che sa scrivere, in primis, e non sempre abbiamo avuto gente che sa scrivere, ok? Kay Johnston sta parlando con te, ecco, quindi non sempre esatto, cioè, insomma, ci siamo capiti, ecco, allora, non sempre, quindi sì, perché sarebbe un autore ancora adesso comunque, cioè, sarebbe un pezzo grosso del roster, no, degli autori, e lo vedo bene comunque sempre a scrivere del periodo imperiale, no? Cioè, secondo me è uno che coglie l'atmosfera, no, del periodo, cioè anche in Tarkin e anche qua in Catalyst c'è sempre questa atmosfera un po' cupa, no? Un po' comunque cioè si capisce che la situazione, no, non volge mai proprio per il meglio, no? Per ovviamente chi non è allineato con l'impero, ecco. Quindi mi piace. Una storia in periodo imperiale io lo vedrei bene magari a scrivere uno di quei romanzi della trilogia insomma, che è Reign of the Empire, che arriverà del prossimo anno. Quello mi piacerebbe, qualcosa del genere, ecco, mi piacerebbe da parte sua, senza dubbio. No, però dico, d'altro canto, perché mi rendo conto che per quanto buono, anzi ottimo anche, però secondo me è un po', oltre che proprio anagraficamente, ma anche proprio è un po' datato, no? Lui comunque, cioè, ti sembra di leggere un romanzo già vecchio, no? Cioè Catalyst è uscito 8 anni fa, ma ti sembra un romanzo di 28 anni fa, no? Ecco, cioè, ti sembra di leggere uno di quei romanzi anni 90, no? Che hanno quello stile che già adesso comincia a sembrare un po' retro, no? Se vogliamo, ecco. Quindi forse direi no per quello, ecco. A me personalmente piacerebbe molto, ma non so se è interessato, ma a me piacerebbe molto un suo romanzo sul Consiglio Ombra o comunque tipo su qualcosa di tangenziale al periodo Mando, comunque tra episodio 6 ed episodio 7, quindi la riorganizzazione dei vari signori della guerra imperiali,
Brandon Axe, insomma, secondo me è un tassellino di quel periodo lì, sempre lato imperiale comunque, devo dire, anch'io, o comunque impero primo ordine, ce lo vedrei bene. Sì, Secondo sì, me sì, sarebbe suggestivo. sì, sì, ci sta. Però, insomma, non penso che l'uomo col cappello possa Oppure, lasciare se proprio volessimo esagerare, un intrigo politico nella vecchia Repubblica anche mi piacerebbe. però, lasciamo che Cavan cucini. esatto, porti avanti il suo progetto a lunghissimo A termine. lunghissimo termine, da cui lavora da 20 anni. Sì. Esatto. Va bene, va bene. Allora, ricordiamo che trovate appunto nelle librerie adesso edito da Panini Comics Catalizzatore, a Rogue One Novel, anzi un romanzo di Rogue One, correttamente tradotto, questo sono molto contento, scritto da James Lucino, edito da Panini Comics, disponibile appunto in copertina flessibile, lo trovate nelle librerie e se non l'avete ancora letto è assolutamente una lettura più che consigliata, soprattutto in vista della seconda stagione di Andor, direi. Sì, senza dubbio. E, senza dubbio. Devoz, io ti ringrazio moltissimo per avermi fatto compagnia questa sera, avermi dato un po' le tue impressioni e come sempre invitiamo appunto tutti i lettori a continuare a seguirci. Nei prossimi giorni, questo secondo me è stato anche un po' per scaldarti, Devoz, ma nei prossimi giorni arriverà un annuncio a lungo atteso, sempre per quanto riguarda le nostre serie di dirette, per cui ovviamente continuate a seguirci. Io vi auguro come sempre delle buone letture e che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao a tutti, grazie del vostro. Ciao.